look over once or twice. Now I ask you very confidentially, ain't she nice? Just cast an eye in her direction. Oh me, oh my, ain't that perfection? I repeat, don't speak that kind of me. And I ask you very confidentially, ain't she? La più celebre allora era l'Antonietta Avanzo, la quale aveva fatto i primi circuiti di Brescia, poi aveva fatto una targa Florio, guidava molto bene, una donna coraggiosa, che aveva girato il mondo, aveva avuto una vita abbastanza avventurosa come pioniera in Australia. Dalla signora Maria Antonietta Avanzo ci facciamo raccontare la sua prima 1000 miglia del 1928. La prima 1000 miglia avevo una Buick, no, non mi ricordo, aveva una macchina americana con la guida a sinistra, la prima guida. E con me è voluto venire De Tefé, figlio dell'ambasciatore del Brasile a Roma. Quando siamo stati, arriviamo a Brescia, mi dice a Brescia, ma io non so guidare che con la sinistra, col volante a sinistra. E poi ci vedo poco di notte. E dico, ma caro mio, perché non me l'hai detto a Roma? Allora tanto fa che andiamo a casa senza combinare niente. Ad ogni modo ho detto, tentiamo, la fortuna guiderò io. Partiamo da Brescia, carica di fiori, mazzi di qua e di là. Lui invece di stare attento, io facevo così, che guardasse se avevamo le macchine dietro, lui con i fiori abbracciati me li sbatteva sempre sotto il naso, salutava la gente, buttava i baci alla gente, sentiva il festeggiato. E allora insomma quando è stato sul monte, aspetti un momento, quel momento la Radicosa, scoppia una gomma, va per distaccare la gomma, siccome erano le ruote con i raggi, la ruota resta incastrata, ci abbiamo messo 45 minuti. E quei minuti che siamo a finire la corsa, quando andiamo ad Adagio arriviamo a Roma. Signora Avanzo, come fu accolta la presenza femminile e la sua in particolare? In principio un po' di ostilità, perché dicevano sta donna lo fa per esibizionismo, per farsi vedere. E poi dopo, quando hanno visto che vincevo sul serio, che battevo gli uomini, erano tutti entusiasti e dicevano, avete visto che anche le donne si sanno difendere, che brave anche le donne. Allora dove passavo, insomma, erano successi, baci. E la sua ultima 1000 miglia, signore? L'ho fatta nel 31 assieme a Luigi Castelbarco, con una Bugatti che andava divinamente bene. Siamo partiti molto bene, insomma, abbiamo sorpassato parecchie macchine. Sul più bello che eravamo in velocità, vedo la gente, facevano gran segnali così. Noi altri credevamo che ci salutassero, dai a salutare con la mano. Ha risposto, se non che in un momento mi sento tutto il fuoco, il freddo, le fiamme sotto. Allora ho detto, Luigi, qua stiamo andando a fuoco, gli ho dato una spinta, lui si è buttato da una parte, io mi sono buttato dall'altra,
Dopo un momento sta macchina non è scoppiata, ma è andata tutto un incendio, non c'era niente da fare. Poneva particolare attenzione nella scelta dell'abbigliamento. Oddio, cercavo di essere abbastanza elegante, mi facevo farli tutti su misura, caschetti speciali, più che dei mantelli speciali, insomma, tutto quanto. Rosso si portava allora, bisognava essere tutti di rosso, perché il colore italiano era il rosso.